Buonasera e ben ritrovati con l'informazione flash di News Sicilia. I principali titoli del pomeriggio: sono 3 gli arresti avvenuti in seguito al tentato omicidio di un giovane vittima di un brutale pestaggio a Cassibile vicino Siracusa. 2 dei sospettati di 59 e 22 anni sono stati rinchiusi in carcere, mentre il terzo di 25 è stato posto ai domiciliari. La polizia ha arrestato un giovane di 28 anni all'imbarco del traghetto da Villa San Giovanni verso Messina, in quanto scoperto a trasportare ben 65 kg di hashish nella sua automobile. Blitz antidroga ad Alcamo, nel Trapanese, dove un pregiudicato di 61 anni è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di marijuana. La sostanza era occultata all'interno della sua abitazione, che fungeva da punto di spaccio. Il Ministero della Salute ha segnalato un aumento della mortalità superiore alle aspettative nel centro-sud Italia nel mese di luglio a causa del caldo. Catania, con il 34%, è una delle città con l'incremento maggiore. Chiudiamo con il meteo. Dopo una brevissima parentesi di piogge, in Sicilia torna il bel tempo. Nella giornata di domani cieli sereni o poco nuvolosi su tutto il territorio regionale, con temperature sotto le medie stagionali. Ed è tutto per questa edizione. Tutti i dettagli su queste notizie li trovate sul nostro sito www.newsicilia.it. Grazie per averci seguito e arrivederci.